Giuseppe Di Rosa, oggi una conferenza stampa qui a Porta di Ponte per delle denunce che quotidianamente arrivano dalla sua persona e dall'associazione che lei rappresenta su tantissime problematiche della città. Oggi in particolare mette il dito su di uno, quale? Facciamo le pulci a ciò che è stata l'estate agrigentina. Riteniamo che 700.000 euro di spesa tra Comune e Parco Valle dei Templi sia una spesa folle per quello che offre la città al turista. Assenza di bagni pubblici, assenza di parcheggi, assenza di tutti i servizi indispensabili. Riteniamo che spendere dal parte del parco, intanto vorremmo capire se il parco può spendere questi soldi per quello che li spende. Non è assolutamente una promozione del territorio, perché è fatta durante l'estate, non è fatta preventivamente o per il turista. Riteniamo che 50.000 euro di banchetti siano troppi, 11.000 euro per lo sviluppo di un marchio siano troppi, riteniamo che 7.320 euro per la capra giurgintana sia una spesa folle. Non riteniamo che valga la pena di parlare poi di concerti ed altro, perché abbiamo allegato un elenco che speriamo la stampa pubblichi integralmente, sono tutte le delibere. Riteniamo che il Comune di Agrigento non possa e non debba delegare il distretto turistico ad organizzare gli spettacoli con fondi pubblici, perché non potrebbe. Vorremmo capire in base a quale normativa riescono a farlo, cioè questo serve per venir meno a certe incombenze amministrative. E quello che diciamo è solo una cosa: ci rendiamo conto di essere antipatici a chi da quei fondi campa anche le famiglie, perché è impensabile che si possano spendere 8.000, 10.000, 12.000 euro per 3 televisori in una vetrina di un negozio in via Atenea, ed è impensabile che continuiamo con i soldi pubblici a finanziare amici e parenti di deputati e politici vari. Riteniamo che la città debba sapere, è quello che stiamo facendo, vi portiamo a conoscenza di ciò che accade di fatto, ma poi non stranitevi se ci sono, purtroppo, il voto di scambio esiste ad Agrigento, poi se ci sono 24 consiglieri ammutiti o un sindaco avvezzo a quello che sta accadendo con SUV e concorsi vari, falsi, e noi denunciamo, poi la città deve aprire gli occhi, e ritengo che ad oggi non l'abbia ancora fatto. Lei è diventato ormai l'unica punta di opposizione, diciamo, un po' a tutto quello che succede in città. Come mai? Ma perché non sono mai voluto entrare in quello che è la gestione dell'amministrazione comunale, regionale e locale della politica. Non si gestisce la politica per impinquare i portafogli degli amici, assolutamente no. Dobbiamo cambiare questa terra se vogliamo dare un futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti, al nostro essere. Io non ci sto, non è nel mio DNA, poi ognuno tira le somme, io magari poi raccolgo pochi voti perché la gente, ripeto... Però quando lei denuncia vediamo che c'è subito un intervento da parte delle autorità preposte in generale, ecco, senza, diciamo, fare un elenco questo e quello, però quando lei fa delle sue denunce vediamo che nel giro di 24 ore spesso il problema si risolve. Come lo spiega questo? Ma perché siamo gli unici a segnalare, perché di fatto facciamo vedere tutto. Io sto facendo vedere le carte, non stiamo inventandoci nulla, ci sono le delibere, c'è tutto. Non possiamo e non scriviamo il riferimento perché rischieremmo delle querele, però è inutile che vi venga a dire che spendere 22.000 euro per un concerto in piena estate a Sallione, quale turismo ha portato a Sallione senza pubblicizzarlo, 22.000 euro. Spendere 25.000 euro, cioè vi faccio l'elenco, vi prendo delle spese folli, di no aspetta scusatemi, 23.000 euro qua, Giovanni Napoli, Simona Molinari Band, cioè un concerto, 23.000 euro, hanno fatto pagare dei biglietti per l'ingresso. Quanto cavolo costa una cantante? Ma chi è Simona Molinari? Cosa ha portato all'interno della valle? Simona Molinari in altri tempi avrebbe dovuto pagare per cantare a ridosso della Valle dei Templi. Cioè, sono discorsi, io vedo la politica in un modo, vedo la politica per espandere il territorio e farlo diventare qualcosa di bello. Ma voi siete mai stati a Licata, a Sciacca, siete mai stati a Enna, siete mai stati a Ragusa, siete mai stati a Pergusa, siete mai stati a Siracusa? Agrigento è rimasta ed è
ad oggi la città più brutta dei mortali, la città più gestita male, ma senza bagni pubblici, senza un servizio, senza nessun servizio pubblico. Ma dove vogliamo andare? Questi soldi potevano benissimo essere spesi diversamente e almeno il 50%, cioè vi faccio un esempio, per portare ad Agrigento 5 tappe di un grande evento, cioè che potrebbe essere, che ne so, il Festival Bar di una volta, con 300.000 euro porti un'estate il Festival Bar ad Agrigento, non puoi organizzare feste e festini per gli amici, basta, è il momento di dire basta.